Abbiamo fatto il tavolo tecnico per verificare le criticità in ordine alle particolari responsabilità e abbiamo concluso ciascuno puntualizzando la mediazione che era stata ottenuta in Assemblea RSU. L'amministrazione ha preso atto di quel differimento di cui vi avevamo narrato, ovviamente qualcuno ha ulteriormente puntualizzato pensando, come la CGIL, che le particolari responsabilità servano a supplire le posizioni organizzative, come se il personale di categoria D fosse l'unico destinatario di questo istituto. Non è così. Le particolari responsabilità, anche nella logica della contrattazione, vanno fatte se si crede nell'istituto e l'istituto è premiale per tutte le categorie B, C o D. E in particolare già la CISL aveva proposto, e ci sarà un tavolo prima dell'applicazione e l'esecuzione di questa parte incrementale del fondo, aveva chiesto che venissero destinate privilegiando l'area del territorio, altrimenti che è già in sofferenza, altrimenti andremo a finire in un cortocircuito in cui un'area non riesce a pagare specifiche responsabilità che da anni attendono una risposta contrattuale. Grazie.